La Corte di Assise di Appello di Venezia ha confermato i 20 anni di carcere inflitti in primo grado ad Antonio Ascione, accusato di aver ucciso nel 2017 a Musile l'ex moglie Maria Archetta Mennella. Tragedia ieri sera a Pozzonovo, nel Padovano un 49enne è stato azzannato dai suoi cani, 2 Rottweiler, l'uomo è morto dissanguato. Un mese fa a Venezia e le sue isole piovavano nell'incubo dell'acqua alta eccezionale, ingenti danni al patrimonio storico della città, giornate d'emergenza seguite in diretta da Antenna 3. Le foto del sindaco di Spresiano è un annuncio dal chiaro sfondo sessuale su Tinder, app di incontri, la rabbia del primo cittadino, non sono io pronto a denunciare. 50 anni fa la strage di Piazza Fontana a Milano, un pezzo di storia del nostro paese che passa anche da Padova, qui fu acquistata la valigetta dove venne posizionata la bomba. La crisi occupazionale nel Bellunese, il governatore Zaia ha scritto al ministro Patuanelli perché le crisi di Sapilo e ACC Wambao vengano affrontate subito. Allerta neve su tutta la regione, i primi fiocchi sono scesi già stamane su diverse province, imbiancate Padova, Vicenza, Rovigo, dove domani le scuole rimarranno chiuse. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano questa sera c'è il femminicidio di Mariarca Mennella. Oggi nella sentenza a porte chiuse in aula bunker a Mestre, confermati anche in appello i 20 anni di carcere per il suo assassino, l'ex marito Antonio Ascione, triplicati i risarcimenti alle parti civili. Quanto vale la vita di Maria Archetta Mennella, per tutti Mariarca, morta a 38 anni a Musile di Piave nel 2017 per mano dell'ex marito Antonio Ascione, 47 anni, che l'ha pugnalata a morte con 5 fendenti brandendo un coltello da cucina. Per i giudici 20 anni di galera per il suo assassino. Confermati 20 anni e devo dire che siamo molto soddisfatti. Era quello che avevamo chiesto dall'inizio, cioè l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e della premeditazione. E quanto deciso in appello in aula bunker a Mestre, confermando la sentenza di primo grado. I familiari non erano presenti in aula, ma speravano venisse almeno in parte riscattata la morte della povera Mariarca, che ha lasciato orfani i 2 figli ancora oggi minorenni. Tramite il legale di parte civile, l'avvocato Alberto Berardi con Studio 3A, speravano nel riconoscimento dell'aggravante per futili motivi, con una maggiorazione cioè della pena a 30 anni di carcere, ma così non è stato. Perché effettivamente la situazione di fatto relativa alle modalità di esecuzione dell'omicidio depone per una fattispecie nella quale non era stata tanto la gelosia a muovere l'imputato al gesto, ma quanto una pretesa di continuare ad esercitare un diritto di dominio e di proprietà sulla sua ex moglie. Decisione questa pronunciata dalla Corte d'Assise di Venezia, arrivata dopo diverse ore di Camera di Consiglio. I giudici togati infatti non trovavano un accordo con quelli popolari. Questo è vero perché sono stati in Camera di Consiglio quasi 4 ore, quindi è stata una decisione direi sofferta tutto sommato e non poteva essere altrimenti, in quanto in diritto l'aggravante dei futili motivi era un oggetto di discussione. Triplicati invece i risarcimenti per i familiari di Mariarca, 150.000 euro per i 2 figli, 100.000 euro per la madre, 60.000 euro per il fratello e le 5 sorelle, tra cui Assunta, che sta facendo crescere i 2 nipoti con la maggiore di 17 anni, il fratellino di 11. Riteniamo che il prezzo della sofferenza delle vittime deve essere valorizzato anche in termini monetari. Tragedia ieri sera a Pozzonovo, siamo nel Padovano, dove un uomo è stato azzannato da 2 Rottweiler. A lanciare l'allarme la compagna al rientro da casa. Ho sentito solo i cani abbaiare, però lo facevano spesso, non ci ho fatto caso di quello che... però io non ho visto niente. Ha sentito delle grida però? Sì, però pensavo che fosse il padrone che litigavano i cani, però dopo quello che è successo ieri sera non so proprio. È ancora incredula la vicina di casa, Massimo Sartori, 49 anni, lo conosceva bene. La vita di quest'uomo è finita nel vialetto della sua abitazione a Pozzonovo, in aperta campagna. Il luogo ideale per 2 Rottweiler, una femmina di 9 anni, un maschio di 2. Animali con cui aveva grande confidenza. Il dramma mercoledì.
Sono passate le 21. Massimo Sartori è nel vialetto, forse i cani stanno litigando, ma accadeva spesso, raccontano i vicini. Cosa sia accaduto lo stabiliranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Abano Terme, coordinati dalla procura di Rovigo. L'uomo potrebbe aver avuto un malore, aver battuto la testa e solo dopo essere stato azzannato dai cani, oppure potrebbero essere stati gli animali ad attaccarlo. Dall'autopsia si attendono le prime risposte. A dare l'allarme la compagna di Massimo, che rientro in casa lo ha trovato esanime in una pozza di sangue. Sotto shock la donna ha chiamato il 118. Nel casolare sono arrivati anche i carabinieri. I sanitari tentano l'impossibile, l'uomo ha ferite al volto e alle braccia, arriverà senza vita in ospedale. Con i militari nella casa anche 2 operatori cinovigili che conducono i 2 Rottweiler al canile sanitario di Selvazzano. Sì, erano cani sempre chiusi, sempre sussurricento, però facevano paura. Loro ormai dopo avevano preso come una di loro, però non mi avvicinavo mai. Un uomo per bene, Massimo Sartori, lui e la compagna, racconta la donna vicina di casa. Era un ragazzo buono. Un ragazzo che lavorava, lavoratore, anche lei una buona donna, veramente non abbiamo mai avuto nessun litigio mai. La casa imbiancata dalla neve è silenziosa, solo la terribile macchia rossa sul ghiaino a raccontare la tragedia. Delitto Rolle di Cison, oggi in tribunale a Treviso in corte d'assise, l'arringa della difesa dell'imputato Sergio Papa che ha contestato la prova del DNA. Il processo è alle battute finali. È durata diverse ore in corte d'assise a Treviso l'arringa difensiva dell'avvocato di Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo accusato del duplice omicidio dei coniugi Nicolasi, 72 e 69 anni, trucidati la mattina del 1 marzo del 2018 nel giardino della loro casa di Rolle, dopo la requisitoria durissima del PM Davide Romanelli che una settimana fa ha chiesto l'ergastolo, puntando sulle intercettazioni ambientali dei genitori dell'imputato. La parola è passata così alla difesa che ha giocato parte delle sue carte contestando soprattutto la prova del DNA. L'unico elemento attorno al quale appunto si è fatto anche ruotare un po' la sua responsabilità è quella traccia di DNA che, ripetiamo, presenta moltissime problematiche di natura tecnica. Le tracce in questione sono state rinvenute sotto le unghie delle vittime, segni che il 35enne dice essere il risultato di una breve colluttazione con Loris Nicolasi avvenuta il giorno prima della mattanza, quando gli anziani lo sorpresero nella loro proprietà. Per l'avvocato quello scontro fisico avvenuto diverse ore prima del delitto non ha valore di prova assoluta. Il dato storico certo della presenza del signor Papa Sergio nel luogo degli omicidi il giorno precedente rende a nostro parere necessario un approfondimento maggiore rispetto ad una prova scientifica che in questo caso non è una prova regina. Insomma, attorno al valore della prova del DNA ruota il destino di Papa recluso al carcere di Santabona. Per l'avvocato la vicenda è ancora aperta. La vicenda deve essere esaminata più approfonditamente, quindi senza fermarsi alla prova scientifica che di per sé da sola non ha mai rappresentato la prova assoluta. Ci sono esempi di omicidi che sono rimasti peraltro irrisolti nonostante fosse stato rinvenuta una traccia di DNA. Per ulteriori repliche e sentenze sarà fissata una nuova udienza con ogni probabilità quella del verdetto finale. Emendamento della Lega approvato oggi in Senato che prevede lo stanziamento di un altro miliardo di euro per le Olimpiadi 2026. C'è la soddisfazione del governatore Zaia. Grazie alla Lega che ha presentato questo emendamento, passa questo emendamento che dà comunque respiro e ancora carburante alla macchina delle Olimpiadi, una macchina che porterà sicuramente un grande indotto e grande produzione nei nostri territori, visto e considerato che 3 università, la Sapienza, la Bocconi di Milano e la Ca' Foscari di Venezia, hanno certificato che l'aumento del PIL dei territori avverrà prima delle Olimpiadi, durante le Olimpiadi e anche nel periodo post-Olimpiadi. Sarà un grande evento nel 2026, ci stiamo preparando e avere ancora risorse ci aiuta ancora di più.
Parliamo di banche di risparmio perché ci sono altre buone notizie che arrivano da Roma, come riferisce il Ministro per gli Affari con il Parlamento Federico D'Inca. Sono stati infatti approvati in legge di bilancio gli ultimi miglioramenti al fondo indennizzo per i risparmiatori con la proroga di 2 mesi, utile a consentire ai risparmiatori di depositare regolarmente le istanze di indennizzo. Questo significa che le decisioni giudiziali ed extragiudiziali favorevoli già conseguite dai risparmiatori verranno acquisite d'ufficio dalla Commissione tecnica, evitando un riesame delle stesse pratiche, una misura che interessa circa 1000 lavoratori. Un mese fa, esatto, l'acqua alta eccezionale a Venezia e sul litorale che Antenna 3 vi ha documentato ora dopo ora con le sue edizioni straordinarie. Questa sera l'acqua della laguna tocca quella del mare, disastro. Questa è da Garibaldi, ok? Se un fiume non riesce ad andare avanti con 90 kg che so, non riesce ad andare avanti, sono nascosto qua in caletta. Ci siete? Via, via! Dai, ci siete tutti! Via, via! 12 dicembre, un mese dalla notte in cui l'alta marea ha toccato un picco di 187 centimetri, quasi come nel 66 quando arrivò a 194. Tutto è accaduto in un'ora quella sera e con la stessa velocità con cui è salita, l'acqua alta è anche scesa, provocando danni per oltre 1 miliardo di euro. Valori veramente incredibili che io sono 15 anni che lavoro in sala operativa, non ho mai visto, ma neanche nei casi di studio. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Ho visto la piazza molte volte colma d'acqua. Ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare. Colpita pesantemente Pellestrina, dove un anziano ha perso la vita cercando di ricollegare i cavi elettrici e rimanendo fulminato. Scuole chiuse, danneggiata nuovamente la Basilica di San Marco, il Gran Teatro La Fenice, l'Ateneo Veneto. E i giorni seguenti non saranno migliori perché tra un sopralluogo e l'altro dei vari politici in città, in primis del Premier Conte che annuncia provvedimenti immediati, l'acqua alta torna prepotentemente con le conseguenze del caso. C'è anche della carne, no? C'è un po' di carne, le squasse. Quella è proprio la classica squassa che galleggia e ovviamente poi ci sono le tante gane che nuotano. Si allagano anche zone che solitamente restano all'asciutto. Qual è la situazione nella zona dei Tre Ponti? L'acqua è altissima. Colpita anche Chioggia e il litorale. Siamo nella zona della Pineta, quella sicuramente più colpita come di consueto, e la spiaggia non c'è più. Un mese impegnativo in cui tutte le parti in causa si sono date da fare per rialzarsi, in cui sono state annullate le prenotazioni negli alberghi e il turismo ne risente. E intanto sono stati prorogati i termini utili per la presentazione delle domande per i rimborsi dei danni subiti, proprio per venire incontro a chi ancora non ha compreso le modalità. E a Venezia oggi si è recata la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Massimo impegno, ha detto. Ha scelto la Rossa Castello, tradizionale roccaforte del centro-sinistra, la deputata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, per visitare Venezia a un mese di distanza dall'acqua alta eccezionale. Con piglio deciso, nonostante vento e pioggia quasi incessanti, ha percorso via Garibaldi, una delle zone più popolari della città, incontrando i cittadini e visitando alcuni negozi. Ho avuto l'impressione di una città che chiaramente ha avuto le sue difficoltà, ma che come sempre riesce a risollevarsi con grande forza, con grande dignità, e ci tengo a dirlo perché voglio dire agli italiani e anche a chi magari dovesse guardarci da fuori ai confini nazionali che il periodo natalizio è un ottimo periodo per venirla a visitare Venezia. Questa è una città che non deve dare l'impressione appunto di essere insicura o di non essere pienamente nella possibilità di accogliere i tanti turisti. Ad accompagnarla nella sua visita veneziana, tra gli altri Raffaele Speranzon, responsabile locale del partito, il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Massimo Giorgetti, nonché la vice sindaco di Venezia Luciana Corre e l'assessore alla pubblica sicurezza Giorgio Deste. La Meloni ha così confermato l'impegno per la città.
È stato inserito un emendamento del relatore che ricalca degli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia per estendere alle zone portuali del nord la zona economica speciale che era prevista per alcune realtà del Mezzogiorno, tra queste Venezia, Trieste, Genova. Sul Mose nessun dubbio. Penso che adesso l'unica cosa seria da fare sia finirlo in tempi più rapidi possibili e finirlo senza che ovviamente i costi lievitino ancora, perché troppe volte già i costi sono lievitati. L'esponente di Fratelli d'Italia, in vista delle prossime regionali, conferma il sostegno del partito al governatore uscente Luca Zaia. Un governatore uscente che ha ben lavorato e quindi insomma soprattutto in un'ottica di centrodestra unito non ci sarebbe da parte nostra ragione di discuterlo. Abbondante nevicata oggi a Padova e il meteo non è favorevole per le prossime ore. La neve copiosa è iniziata a cadere nelle prime ore di giovedì. Lo scenario più suggestivo Prato della Valle, nonostante il gelo, il tempo di uno scatto con il cellulare per immortalare l'isola Memmi e le sue statue coperte di bianco. La Torre della Specola sembra avvolta dal gelo e uno strato bianco ricopre le tende delle bancarelle delle piazze del centro storico. La neve attesa a Padova è arrivata puntuale. Il piano comunale, pronto da settimane, ha messo in campo 7 mezzi spargisale che a partire dalle 9:30 hanno pulito e salato preventivamente le strade comunali. Abbiamo assistito a una nevicata molto umida soprattutto nelle prime fasi, questo ha consentito anche il non attecchimento, lo sapevamo e infatti poi siamo usciti con i mezzi spargisale proprio per scongiurare, evitare il fenomeno del ghiaccio qualora magari più tardi le temperature possono scendere. Precipitazioni e calo delle temperature sono previsti anche nelle prossime ore. Nella giornata di venerdì il rischio concreto di gelate ha già messo in allerta il comune. Tutti i 20 mezzi spargisale sono pronti. La perturbazione potrebbe continuare con temperature più rigide e quindi l'obiettivo nostro è quello di lavorare non solo sugli accumuli di neve, anzi non tanto su quelli perché i quantitativi oggi non ci suggeriscono questo, ma sulla formazione del ghiaccio. La neve caduta abbondantemente in città non ha creato particolari disagi al traffico, più difficile invece la circolazione in provincia. Situazione simile anche a Rovigo, dove per domani, venerdì 13 dicembre, il sindaco ha disposto la chiusura con ordinanza delle scuole di ogni ordine e grado. A Padova, 50 anni fa, la strage di Piazza Fontana, un pezzo di storia del nostro paese che passa anche per la città del Santo. Da questa valigeria di Padova è passato uno dei momenti più drammatici della storia d'Italia. Qui venne venduta la valigetta utilizzata per nascondere la bomba di Piazza Fontana a Milano. 12 dicembre 1969 il boato squarcia la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. 17 le vittime, è la scintilla che segna l'inizio della strategia della tensione. Anche la città di Padova è tristemente legata a questa orribile pagina di storia italiana. La valigetta utilizzata per nascondere la bomba posizionata nella sala centrale della banca è stata acquistata proprio qui, nella centralissima valigeria al Duomo. Un'ignara e giovanissima commessa, pochi giorni prima di quel 12 dicembre di 50 anni fa, la vendette assieme ad altre 3 identiche a Franco Freda, militante del gruppo neofascista Ordine Nuovo. La commessa padovana riconobbe quella valigetta diplomatica immortalata nelle immagini di tutti i telegiornali, tutto attorno macerie e morte. Lo disse subito al titolare e insieme avvisarono la polizia. Franco Freda, piccolo editore, è uno dei protagonisti del processo di Piazza Fontana. La pista nera, seguita dagli investigatori milanesi dopo aver abbandonato la tesi della matrice anarchica, portò dunque a Padova, dove vivevano Freda e Giovanni Ventura. Anni di indagini e depistaggi che tirano in ballo anche i servizi segreti. Anni di processi che però non hanno mai portato giustizia per le 17 vittime e le loro famiglie. Nel 2005 la Cassazione affermò che la strage di Piazza Fontana fu realizzata da un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine Nuovo e capitanato da Freda e Ventura, dichiarandoli però non più processabili in quanto irrevocabilmente assolti dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per raccontarvi la disavventura capitata al sindaco di Spresiano.
Raramente ho poche parole, ma stavolta qua faccio anche fatica ad esprimermi. Non so cosa pensare. Non poteva crederci Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, quando un'amica lo ha avvertito che su Tinder, app di incontri, compariva una sua foto con il nickname Paolino39 e un annuncio a chiaro sfondo sessuale. L'immagine, rubata da Facebook e piazzata sul social, forse per un dispetto, forse per uno scherzo, ma di cattivo gusto, precisa il primo cittadino. Sono un personaggio comunque pubblico e anche un amministratore del territorio, per cui credo che sia anche una questione di rispetto, ma poi tra l'altro sono anche in campagna elettorale, praticamente credo che sia pessimo, ecco, come scherzo. Qualora non fosse questo, insomma, sappiamo che al giorno d'oggi tra social e tutto quello che gira intorno alla rete, diciamo che diamo autorizzazioni anche quando le autorizzazioni non ci sono. Vedere una foto clonata destabilizza, bisogna pensare a cosa può accadere se si usa l'immagine di un'altra persona. Quando lo si vede succedere in TV è un conto, ma quando succede a te ci rimani male, ammette il sindaco, che si è subito rivolto alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Questa mattina ho contattato la polizia postale, insomma abbiamo fatto tutto quello che era da fare a riguardo. Di questa vicenda ora resta molta amarezza. Non tanto o non solo nei miei confronti, ma anche e soprattutto nei confronti di mia moglie, delle mie figlie e di tutta, insomma, la mia famiglia, che non va bene, dai. La crisi del lavoro nel Bellunese, il governatore Luca Zaia ha scritto al ministro per lo sviluppo economico Patuanelli. Noi siamo molto preoccupati, ho scritto proprio ieri al Ministro Patuanelli affinché ci sia la massima attenzione rispetto a queste vicende. La provincia di Belluno è una provincia che ha già delle difficoltà, 1 migliaio di persone all'anno se ne vanno da questa provincia, pensare di smettere centri produttivi assolutamente no. ACC Wambao e Safilo, 2 crisi industriali che il bellunese non si può permettere. Su questo il governatore del Veneto Luca Zaia non ha dubbi, entrambi i piani di chiusura per ACC, di ridimensionamento per Safilo vanno spediti al mittente e per farlo serve un'azione forte del governo nei confronti dei 2 colossi, da qui la lettera al ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli. Intanto su Safilo la regione con l'assessore Elena Donazzan ha convocato un'unità di crisi per il 20 dicembre. I tavoli sono previsti per legge, li facciamo volentieri, siamo a fianco dei lavoratori, anche questa sfida la dobbiamo vincere, non esiste che si chiudano aziende e si mettono in discussione posti di lavoro. Sul fronte bellunese la politica è mobilitata. Nelle ultime ore un'interrogazione su Safilo è stata presentata alla Camera dal deputato PD Roger De Menec, che parla di dissanguamento occupazionale, mentre il collega di Fratelli d'Italia Luca De Carlo chiede la difesa del Made in Italy. Preoccupato per le ricadute sociali Roberto Padrin, nella duplice veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia. Per me le strade da percorrere adesso ovviamente sono 2, quella di cercare di trovare una ricollocazione di questi dipendenti all'interno del settore dell'occhialeria e un'altra parte è quella invece di trovare delle soluzioni alternative. E questo insieme alla Wambao è sicuramente un colpo molto duro che è stato dato alla nostra provincia di Belluno. E su Wambao proprio in queste ore si è tenuto un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il consigliere diplomatico del Premier Conte e l'ambasciatore cinese. È stata dimostrata attenzione, riferisce il ministro bellunese Federico D'Inca, un vertice comunque interlocutorio in vista del tavolo convocato su ACC il 17 dicembre. Torna anche quest'anno la rubrica di Antenna 3, il vostro presepe. Potete vedere in sovrimpressione i numeri e la mail a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e verremo noi da voi. Stasera a 20:10 con Lucio Zanato si parlerà della strage di Piazza Fontana. Dopo 20:10 ci sarà la Zanzega, un viaggio tra i borghi più belli d'Italia e del nord-est, stasera in Friuli, Venezia Giulia. Adesso per noi invece c'è il meteo, buona serata. Bentrovati al meteo. Il passaggio della perturbazione raggiunge il suo culmine con tempo instabile e ancora con qualche possibile spruzzata di neve. Il dettaglio di venerdì 13 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, cadrà anche un po' di neve fino a fondovalle sulle zone montane, con episodi di neve mista a pioggia anche sull'entroterra pianeggiante, altrove precipitazioni. Temperature minime tra -4 e 2 gradi, massime tra 1 e 5 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà spiccatamente instabile con piogge diffuse e localmente anche forti.
Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 4 e 8 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo fiocchi di neve anche qui fino a bassa quota e poi migliorerà. Temperature minime sotto 0, massime tra 1 e 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.